Veneto, terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone, ogni mercoledì sera dalle 21 su Serenissima TV. Buonasera amici e amiche telespettatrici e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme. Il nostro talk che va in diretta dalle 21, quindi come vedete precisissimi, su canale 15 Serenissima TV, non solo ma anche su YouTube e su Facebook. Ecco, facciamo vedere la regia, ecco qua, basta collegarsi alla pagina Facebook di Insieme delle Persone TV, entrare nella pagina, proprio all'inizio partirà questa bella fascia grigia, basta schiacciare dentro e c'è la possibilità di guardare esattamente quello che succede qui con uno sfasamento di 15-20 secondi, quindi una diretta effettiva. Quelli che sono in coda per la pizza fuori, ai coraggiosi che hanno preferiscono mangiare fuori, veramente grazie per il sostegno alla categoria di tutti i ristoratori, quindi siete lì magari un po' al freddo visto la temperatura, guardate insieme le persone mentre siete in coda. Bene, oggi una puntata un po' speciale, come avete visto nell'ultimo periodo dedichiamo 10 minuti, 12 minuti prima di iniziare la trasmissione a un argomento specifico. Oggi parliamo di matrimoni bistrattati, l'ultima è il Draghi non si commuove neanche di fronte all'evento più bello che uno possa affrontare, almeno in quel momento là, poi dopo lascio ai posteri la valutazione, ma il momento del matrimonio, il momento sociale anche di anche questa volta Draghi ha detto dobbiamo vedere, dobbiamo pensare. Qui con noi abbiamo una delle, si può dire, lo posso dire, Chiara Fraccaro, una delle massime esperte, diciamo, del settore. Complimenti Chiara, innanzitutto e benvenuta ad Insieme delle Persone. Grazie e buonasera a tutti i telespettatori. Benissimo, ecco Chiara, te sei una wedding planner, ormai, ecco, guardate qua addirittura i ragazzi che sono, vedere, un po' quelli che sono del matrimonio, i fiori buchi. Fa il wedding planner, perché magari uno può immaginarsi chissà che cosa, però cerchiamo di spiegare agli amici a casa qual è il tuo lavoro in definitiva. Chiaro. Allora, il wedding planner è una figura abbastanza nuova, soprattutto qui in Italia, mentre magari in America è già conosciutissima, anzi fermano il parroco e poi subito la wedding planner, perché noi offriamo un servizio completo del matrimonio più bello. Credo sia importantissima la nostra figura proprio per cercare di aiutare appunto gli sposi con le difficoltà che tutti noi stiamo vivendo in questo periodo. Vediamo delle foto che... Sì, degli eventi che abbiamo realizzato appunto in un periodo migliore rispetto a questo. Organizzare e soprattutto anche in questo periodo a spostare eventuali date, a ricollocare tutti i fornitori e a realizzare i sogni delle persone. E fare questo lavoro mi riempie davvero di gioia e soprattutto mi fa sentire davvero molto utile per le persone. Spesso si pensa che organizzare un matrimonio sia andare in un ristorante, fermare appunto il posto, la data, andare in chiesa e poi è finito qui. Invece assolutamente non è così, perché più gli anni passano e più le persone sono esigenti e soprattutto vogliono vedere ogni dettaglio bellissimo, vogliono stupire gli ospiti e pensare proprio ad ogni minima cosa, e quindi noi siamo uno staff di 4 persone, andiamo appunto a coordinare i fornitori, a supportare gli invitati. Se poi c'è un problema, ad ogni matrimonio io dico sempre c'è sempre un problema, almeno uno, quando tutto va bene. Poi sta a noi e alla bravura di tutti i professionisti non far vedere cosa c'è dietro le quinte, ma appunto realizzare al meglio. Spieghiamo meglio a casa, quindi praticamente voi accompagnate
gli sposi, tutte le fasi decisionali, quindi la scelta Sì. dei fiori, la scelta anche dell'abito, cioè giusto, c'è proprio Sì, tutto il tutti i matrimonio. fornitori, quindi dalla location, il catering, e poi li accompagniamo anche nelle prove menù, gli consigliamo dei professionisti per quanto riguarda la musica, gli insegniamo anche come si fa il libretto per la cerimonia, che spesso è un tema molto, sì, Assegnare i molto posti discusso. anche è la cosa più tragica, no? Questo non è Assolutamente. quello a litigare. Vedremo dopo come ha influito anche sulla capacità e la volontà di sposarsi. Ecco, però come l'atteggiamento delle persone oggi, cioè dei ragazzi moderni, dei ragazzi di oggi, rispetto all'evento matrimonio, magari rispetto anche a Quello qualche anno fa. tradizionale. Allora, sicuramente i matrimoni stanno cambiando e si evolvono in una velocità pazzesca. Adesso andiamo sempre più verso i riti civili o i riti simbolici, quindi all'aperto, e tantissimi la prima cosa che vogliono è fare una grande festa, quindi il matrimonio non è più quello tradizionale dove si passano tantissime ore seduti e che poi può diventare anche pesante per tutti gli ospiti, ma è dinamico, quindi la gente sta anche molto in piedi, ha delle isole tematiche sia per il food che poi per quanto riguarda appunto il dopo pranzo, il dopo cena, quindi degli angoli tipo lo sweet corner, quindi dolciumi, quindi l'angolo dei sigari, del rum, perciò gli sposi vedo che vogliono, oltre appunto a fare questa festa, quindi divertirsi con i propri amici, conoscenti e parenti, vogliono stupire, è la parola proprio chiave dei matrimoni, stupire gli ospiti, stupire gli invitati e farli sentire a proprio L'effetto agio. wow, come si Effetto dice, wow, l'effetto e wow. ogni passo appunto è una sorpresa, Ecco, quindi benissimo, benissimo. Evidenza, qual è quella che secondo me i dice la miei risposta? matrimoni sono tutti bellissimi e questo lo devo dire, però quello che è ovviamente a Venezia. E infatti qui vediamo proprio una foto del matrimonio a Venezia perché è stato l'ultimo matrimonio che ho fatto nel 2020 e quindi ce l'ho ancora qui nel cuore e non vedo l'ora proprio di poter riprendere a far felici le Ecco, persone, ecco. non vedi l'ora tu, ma non vedono l'ora magari anche quelli che hanno Sì, veramente di sposarsi. Ecco, entriamo un po' nel vivo, Chiara, della situazione. sì. Draghi ancora dice no ai matrimoni, quindi com'è la situazione adesso? Se io mi volessi sposare, per esempio, per esempio, ma proprio un Io lo esempio, consiglio, comunque a se proprio tutti. un caso così, però ecco, cosa succede, cosa si può fare, cosa non si può fare? Spieghiamo un po' e Allora, ad anche la tua oggi, idea anche su sì. queste scelte. Ad oggi la situazione è drammatica, diciamo, perché con l'ultimo decreto legge, appunto, le feste e i matrimoni sono vietati. Specifico che sono vietati le feste dopo la cerimonia, Quindi quindi uno volendo si può cerimonia sposare, religiosa e civile si può si può fare, fare. però la festa no. E quindi questo ci permette intanto di essere in difficoltà perché ci sono 600.000 operatori in Italia del settore del wedding completamente fermi e in attesa di notizie, perché qui siamo in stagione aperta e non abbiamo assolutamente Ecco, nulla. diciamolo questa cosa, Sì, sottolineiamo, non c'è non c'è nessuna nulla. chiarezza. Ci dicono, ma voci di corridoio, che ovviamente non possiamo basarci su quelle, che forse apriranno la possibilità di sposarsi, quindi i matrimoni, dal 15 giugno. Però per noi, che iniziamo la stagione ad aprile e la finiamo ad ottobre di solito, sono già parecchi mesi persi, anche perché poi nel momento in cui ci danno l'ok, ovviamente non possiamo essere pronti il giorno È chiaro. successivo, perché noi lavoriamo e il nostro lavoro è Programmazione. basato sulla Senti programmazione. Chiara, ci sono alcune coppie che hanno deciso di non sposarsi in attesa che la situazione si sblocchi oppure comunque hanno Allora, preferito... sento in giro che parecchie coppie, stanche proprio perché magari è già da 2 anni che stanno Cioè, mentre la posticipando. signora pensa, ci ripensa a mio marito, No, non lo no, trovo più, questo oppure... no, No, le cose cambiano pure. assolutamente, però no, non è così e fortunatamente le mie coppie resistono ancora, sono stanche perché comunque alcune me le sto portando dietro dal 2018
2018-2019, perciò chiaro, sono tanti anni e loro sono stanchi, però non vedono l'ora, anche perché in Italia abbiamo 200.000 coppie che si sposano ogni anno e quindi abbiamo tutte le famiglie, gli amici e questi sposi in attesa di risposte, perciò appena ci daranno il via libera, come si suol dire, secondo me la gente ha proprio il desiderio, perché non vede l'ora. Chiara, se avessi di fronte Draghi, cosa gli diresti, sinceramente? Non so se si possa dire. No, gli direi di darsi una mossa e di pensare seriamente alle persone che lavorano e soprattutto del nostro settore, che fino adesso è stato dimenticato, non solo appunto dandoci delle linee guida, anche perché potremo aprire in sicurezza, sono aperti i ristoranti, quindi vorrei proprio dire a Draghi che non facendo aprire noi sollecita e fa funzionare tutto ciò che è illegale, perché le persone vanno al ristorante, si tolgono l'abito da sposa e comunque festeggiano, quindi credo sia più opportuno agire e lavorare tutti in sicurezza, perciò questo è un appello, anche perché i ristori non ce n'è dato e quindi su questo Quindi non avete preso ristori? Zero, proprio l'ultimo ristoro che ho preso è stato l'anno scorso di appunto i 2.000 euro e quindi cioè tutto quello che stiamo facendo e stiamo cercando di continuare, di tenere duro è uno per i nostri sposi e due esclusivamente con le nostre forze, quindi almeno se ci fanno lavorare possiamo continuare a dare il meglio, ecco. Ecco, benissimo. Allora, Chiara, che dire, grazie. Innanzitutto, ecco, ti ringrazio, faccio vedere qua alla regia il simpatico omaggio che hai fatto. I confetti, I confetti, ecco, segno di buon auspicio e che portano anche molta fortuna, sia per te Vincenzo che appunto per tutte le nostre coppie di sposi che sono in attesa. Ecco, assolutamente. Allora, con l'auspicio di quello che può essere di beneficio, il confetto come simbolo anche del dolce, proprio dello stare bene, della convivialità, del condividere la gioia del matrimonio. Io ti ringrazio, Chiara, ripeto, Chiara Fraccaro, Wedding Planner di Castelfranco Veneto, nota, insomma, famosa, tu sei famosa, insomma, lo sappiamo, Grazie, lo sappiamo tutti, però con appunto l'auspicio che la sua testimonianza, la testimonianza di Chiara, che ha voluto venire qui in trasmissione, volentieri diciamo, l'ho invitata proprio per dare testimonianza di questa sofferenza. Ci sono persone che hanno una professionalità, sono in grado di rispettare le regole e possono dare un contributo anche alla ripartenza, non solo perché bisogna pensare alle imprese, ma una ripartenza alla gioia, sì, una ripartenza alla serenità, una ripartenza allo stare tutti assieme. Abbiamo molto bisogno di questa cosa qua. Chiara, grazie di questo omaggio, lo accetto volentieri. Grazie a voi e niente, perché noi abbiamo la felicità, è anche il motto della mia agenzia e quindi fateci felici e fateci fare felici le persone, siamo pronti. Bene, bene, grazie Chiara. Allora noi andiamo avanti, fra poco comincia il talk show, rimanete con noi, sigla e poi si parte. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica strana. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa. Questi semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi,
i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Eccoci qua, insieme a Idee Persone TV, come sapete il nostro format, il nostro contenitore, dove raccogliamo tutte le nostre produzioni, informazione con il nostro Il Sestante News, il TG alle 13 o alle 17 a seconda dell'andamento delle informazioni, poi il nostro pezzo forte, il talk show del mercoledì, insieme alle Persone TV e anche su YouTube, quindi mettete mi piace, condividete le nostre iniziative riguardo all'informazione. Bene, vi presento subito, dopo una bella sigla, una bella po' di stacchetti pubblicitari, che sono gli ospiti di studio. Abbiamo Vincenzo Forte, membro dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia da Vicenza, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. L'avvocato Pierfrancesco Munari, capogruppo Lega Cavarzere, comune in provincia di Venezia, precisiamolo, per vicepresidente ASM SPA. Buonasera. L'avvocato Luca Favini, studio legale Ghedini Longo Padova, il noto studio legale. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli amici a casa. Buonasera. Ecco, poi siamo in attesa di un collegamento, appena la regia mi darà l'assist. Prima di tutto ricordatevi 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa, se volete dire la vostra. Come sapete io non sono assolutamente a favore della domanda perfetta, assoluta, preparata e ripetuta. Dite quello che pensate, non solo domande, fate una riflessione che può essere anche uno spunto di approfondimento. Ripeto, 049 63 11 11, oppure se volete fate un commento sotto la diretta Facebook. Mettiamo che siete lì in attesa della pizza fuori, del tavolino fuori al bar o al ristorante, quindi avete la possibilità di fare qualche domanda. Bene, ovviamente gli argomenti di oggi, è inutile dirlo, riguardano quello che sta succedendo. La pandemia è in calo, molte notizie vengono usate dai giornali proprio per creare tensione. Oggi cercheremo di sviscerare qualche notizia in più. Ovviamente quello che ha dettato banco negli ultimi giorni è questa voglia, i giornali di sinistra lo stanno presentando in continuazione, questa necessità impellente di dover approvare a tutti i costi il decreto legge Zan, cosiddetto, perché il primo firmatario è l'onorevole Zan del Partito Democratico. Vincenzo Forte, era il momento, era il giusto, era la condizione, diciamo, sociale, emotiva anche a livello sociale, perché qua la sinistra talvolta dice non dovete fare certe cose, ci sono centinaia di morti al giorno, e poi alla fine, nonostante ci siano questi centinaia di morti al giorno, però poi alla fine vengono portate fuori delle leggi che proposte di legge, che qualcuno ha definito, qualcuno liberticida, qualcuno non era necessario, assembramenti a Milano, quindi che hanno un po' fatto storcere un po' la bocca ai puristi, no assembramenti. Però secondo lei era il momento giusto di parlare, di far continuare l'iter per l'approvazione di questo decreto legge? Allora, il disegno di legge Zan è un disegno di legge che affonda le radici in diversi disegni di legge. Già ormai da circa 15 anni provano a far passare disegni di legge simili e quindi far approvare questo tipo di leggi. Il problema, che diceva anche prima lei, cioè il PD prima parla dell'emergenza sanitaria, come bisogna occuparsi solamente di quello, poi dopo fa le barricate per lo Ius Soli, fare le barricate per il DDL Zan. Ormai è un disegno di legge che si è trasformato praticamente in tifoseria da stadio, perché ci sono due fazioni, i favorevoli e i contrari, molto più i favorevoli perché spinti ovviamente dal mainstream, spinti da
un gran favore dal punto di vista del mediatico, soprattutto di personaggi famosi, insomma abbiamo assistito alle diatribe degli ultimi giorni, però noto che pochi hanno letto il testo del DDL Zan, perché il problema è questo: io ogni volta che mi sono confrontato anche con esponenti magari della sinistra, che sono quelli più propensi a far passare questo tipo di provvedimento, poi ovviamente per azione di un deputato del PD, che è Alessandro Zan, mi sono reso conto che a volte non hanno nemmeno letto il testo, perché se noi andiamo a leggere il testo del DDL Zan non ne facciamo una questione di giusto o sbagliato, ne facciamo una questione dal punto di vista proprio del diritto e anche della filosofia del diritto. Se noi andiamo a leggere il testo del DDL Zan, partiamo con l'articolo 1 del testo che ti dice che la percezione della propria sessualità e dell'identità di genere appunto si basa sulla percezione di se stessi. Già il concetto di identità di genere è un concetto che ancora non è stato cristallizzato. Detto questo, il fatto che qualcuno si percepisca donna, anche se è nato biologicamente uomo, poi può andare ad aprire delle porte, delle situazioni che creano un caos anche dal punto di vista del diritto, perché se io domani mattina dopo un percorso, anche se non ho attivato appunto un percorso di transizione del mio genere sessuale, mi percepisco come donna, difficilmente posso andare a accedere alle quote rosa o partecipare alle gare di atletica femminile. Quindi questo è già un aspetto. Poi c'è l'aspetto appunto che rischia di trasformarsi, che speriamo non diventi legge, perché rischia di trasformarsi in un bavaglio. All'articolo 4, quando si dice che comunque viene preservato il diritto di libera espressione, di opinione, purché però quelle opinioni non rischino di generare un non ben specificato pericolo, questo è un problema, perché quel pericolo dal punto di vista legale in cosa si concretizza? Cioè, quindi se io dico che la famiglia per quanto mi riguarda è composta da un uomo, da una donna e dall'eventuale frutto del loro amore che sono i figli, cosa sto facendo? Sto istigando qualcuno, sto creando un pericolo ad attaccare quelle famiglie che non si riconoscono in quest'ordine, che per me invece è l'unico anche adesso la trasmissione possibile. che stiamo parlando di questa cosa potrebbe essere interpretata da qualcuno Appunto, come... oppure l'articolo 7 che istituisce questa famosa ormai giornata per i diritti contro la omofobia, la bifobia e tutte le varie fobie, e vogliono inserire all'interno delle attività curricolari delle scuole delle giornate dedicate a questo tipo di argomenti, magari poi gestite dalle solite associazioni della galassia LGBT, senza che i genitori possano opporsi, senza che i genitori possano sottrarre i loro figli a questi percorsi formativi. Cioè è una legge abbastanza pericolosa che per quanto ci riguarda non deve passare. Sono tanti anni che provano a far passare disegni di leggi simili, non sono mai passati, e veramente questo mi sembrava il momento meno adatto per andare a creare una frizione così forte all'interno del Paese, all'interno del dibattito politico, quando abbiamo situazioni da affrontare che sono di una portata ben più importante. Esatto. Ecco, bene, ricordiamo poi, innanzitutto salutiamo ecco qui l'onorevole Roger Demenech, buonasera onorevole, del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Ovviamente ricordiamo 049 63 11 11 il collegamento telefonico, chi volesse fare un intervento. Avvocato Favini, un parere legale sulla la proposta di legge Zan. Allora, la proposta è, secondo me, gravissima, proprio perché, come diceva anche l'amico di Fratelli d'Italia, va a incidere sulle libertà delle persone. Ci spieghiamo bene. Ovviamente ha sollevato esattamente quali sono gli articoli incriminati, che sono l'articolo 1, l'articolo 4 e l'articolo 7. Allora, tralasciando quello del 7, che è evidente, anche perché si va a indottrinare i bambini, che sono in un momento difficile, perché sono in un momento di crescita, sono delle spugne, per cui ovviamente sappiamo che imporre un meccanismo culturale quando sono così piccoli è veramente anche un po' barbaro, è anche violento come gesto di per sé, proprio questo, perché imponi una cultura. Detto questo, vabbè... Quindi sembra quasi un modello ex Unione Sovietica, sembra quasi... Io in realtà lo ritengo, al contrario, un po' nazista, o comunque l'Unione Sovietica, vediamolo in qualsiasi modo. Sì, sono perché Giuseppe Civati aveva detto che chi si oppone poi all'accettazione solo del modello di DDL Zan è un nazista, perché questo è il modello che loro vogliono imporre. Quindi
tutto ciò che differisce dalla loro cultura, visto che ovviamente loro si elevano come i tutori della cultura in generale, quelli della sinistra in generale, è una forma di nazismo. Allora, che cos'è che loro ci stanno cercando di imporre con questa legge? Io prenderei soprattutto intanto l'articolo 1, dove effettivamente viene sollevato dall'amico di Fratelli d'Italia uno degli elementi principali, cioè un soggetto, poniamo un amico nostro, qualsiasi, decide che ma io in realtà non mi sento uomo, mi sento donna. E allora questo qua, sentendosi donna, pretende di poter, per esempio, come succede in America, di partecipare agli eventi sportivi femminili. Eh sì, perché è un trans, per cui lui ovviamente si sente donna, quindi un uomo con una muscolatura da uomo, che è molto più forte delle donne, secondo voi chi è che vince alla fine una gara tra donne e un uomo che ha fatto la transizione? È evidente che vince un uomo, ma ovviamente non si può opporre resistenza di fronte a DDL Zan, perché in questo caso qua lui ha ragione, perché è tutelato e se no viene discriminato. Non so gli amici a casa cosa ne pensino. E avanti ancora, effettivamente, nella scacchiera elettorale, per le donne, che difendono tanto quelli della sinistra, che fra l'altro ce ne sono molto di più nei partiti di destra, ma non importa, questi sono altri particolari, cosa succede? Hanno cercato di imporre le quote rosa. Benissimo, straordinario, benissimo, ci posso andare bene, non discutiamo su questo. Le quote rosa prevedono che ci sia un uomo e una donna nelle liste elettorali, per esempio. Benissimo, arriva un altro che dice io mi sento donna, io voglio partecipare e fai confusione e non puoi opporti perché effettivamente è discriminatorio anche questo. Quindi ricordiamo agli amici a casa che è una legge anche contro le donne e contro le persone normali, cioè crea confusione nella propria identità. E ce ne sono a bizzeffe di esempi di questo genere qua, perché purtroppo è una legge lacunosa con migliaia di sfaccettature e di interpretazioni. Poi se vogliamo farla passare, facciamola passare, creerà ovviamente problematiche. Se vuole possiamo continuare anche sulla lettura dell'articolo 4, che effettivamente è quello che forse dà maggior problemi. Ovviamente, se noi andiamo a vedere, perché io mi sono preso ovviamente un po' di appunti, la Costituzione prevede che ci sia libertà di pensiero, ok? Articolo 21, ok? Una persona arriva e può poter dire, almeno fino ad oggi, di domani non c'è certezza, perché abbiamo ovviamente purtroppo la sorpresina che col DDL Zan non potremo più esprimerci liberamente. Da dove nasce questo problema? Che io oggi posso dire tranquillamente che ritengo che sia, come c'era scritto sul Tempo su un articolo oggi, una barbarie, per esempio, l'utero in affitto, perché è una forma quasi di schiavismo per la donna. Questa è un'ipotesi che vi butto là, non ho detto che io lo pensi, vi butto solo là questo input. Questo tipo di affermazione, che è prevista dalla Costituzione perché difende il mio diritto di potermi esprimere, può essere tacciato da DDL Zan. E ancora come esempio principe vi porto il libro della Meloni, dei Fratelli d'Italia per esempio, che arriva una libraia, una signora che ha una libreria a Roma e dice sapete che c'è? A me il libro della Meloni non mi piace, non lo voglio esporre. Il fatto che è successo veramente. È successo giorni fa, è per quello che lo cito. Non lo voglio esporre e non lo voglio neanche vendere. Dice, vabbè, è una libreria privata che ci possiamo fare. In realtà... Anche se era del PD la libraia. Sì, ovviamente, quello era ovviamente... era tra le righe. Cosa succede? Se questo meccanismo può essere approvato dallo Stato stesso, perché qualcuno solleva il dubbio che ci sia un'incitazione alla violenza perché la Meloni dice che non condivide l'idea di genitore A e genitore B, ma prevede che ritiene che sia meglio avere mamma e papà, ok? Cosa succede? Lo sollevano il problema, un giudice ovviamente che può capitare, chi lo sa, spesso alcuni dicono che siano orientati, buttiamola così. Questo tipo di orientamento, questa è un'ipotesi che io vi do, lo dico io, è una cosa che si legge sui giornali, poniamo che sia vera, che cosa succede in questo caso? A quel punto il libro non può essere più venduto e mentre nel frattempo il libro in Trentino, delle 33 trentine, nel quale c'è anche una brigatista citata che ha ammazzato gente, coperta ovviamente da partiti, ovviamente non certo di destra ma sinistrorsi, quel libro può essere venduto. E allora capite che è un continuo casino. Quindi arriva una signora che dice io vado a comprarmi il libro perché voglio leggere il libro o voglio vedermi un film che mi piace Scent of a Woman, no, ma
quel film offende un pochino le donne o offende un po' gli uomini, dobbiamo toglierlo, non si può più vedere. Ed è questo. Voi non potete mettervi una maglietta con scritto viva la mamma e viva il papà? No, è perché stai a offendere il vicino che ha 2 papà o c'ha 2 mamme, hai capito? Cioè non è che si può andare avanti così. No, quindi spiegato, perché la discriminazione può essere benissimo. anche al contrario, ovviamente, che chiaro. è quello che capiterà. Ovviamente perché possono essere impugnate un sacco di Si forme. apriranno degli scenari Apocalittici. allucinanti. Apocalittici. Sì. Ecco, quindi onorevole De Menec, è riuscito a sentire qualcosa di quello che abbiamo detto? Ecco, vuole un po' spiegare la sua posizione come Partito Democratico rispetto al disegno di legge Zan? Qui abbiamo, insomma, ovviamente abbiamo fatto un consulto legale perché l'avvocato Favini, insomma, nello studio legale Ghedini Longo, quindi abbiamo fatto una valutazione giuridica. Lei come la vede invece? Intanto mi scuso perché sono in viaggio e... Ma ci mancherebbe, grazie anche della sua disponibilità. La connessione non è così buona come speravo. No, io ho sentito, anche se non benissimo, le discussioni che mi hanno preceduto. Io riporterei tutto a un clima un po' più sereno. Qui non stiamo parlando di una legge che toglie la libertà di espressione a nessuno, stiamo parlando invece di una legge che cede i diritti di cittadinanza e il rispetto delle persone a tutte che ci sono. Quindi da questo punto di vista la visione catastrofica che ho sentito nelle parole, non avendo un collegamento ottimo, non la condivido. Io credo che dobbiamo affrontare maggior serenità questi argomenti, sapendo che ci sono visioni della vita diverse, ma che queste visioni della vita diverse non possono mai avere il diritto dell'espressione della persona umana. E da questo punto di vista, quindi, questa legge invece è esattamente il contrario, era la libera espressione della propria vita di tutti gli individui. Questa è la verità. Dopodiché, ripeto, io su temi eviterei assolutamente di fare battaglie politiche come sento in questo momento, perché credo, insomma, che sia più corretto lasciarle dentro il togliere il sedime della polemica ai soli fini elettorali. Questa è la verità. Quindi mi sento molto tranquillo e sereno nel ribadire che questa legge porta il piano dei diritti delle persone e soprattutto viene incontro anche e soprattutto a momenti drammatici in cui la violenza sia verbale che fisica colpisce cittadini e cittadine italiani in tutte le parti del paese. Credo che questo Sentiamo, onorevole, scusi se la interrompo, c'è una telefonata, la interrompo un attimo. Pronto, chi parla? Buonasera, parlando Bianchini di Tiene, chiamo da Tiene. Sì, prego. Io volevo riferirmi all'avvocato Favini, che ha detto delle cose che non ci sono nel disegno di legge di Zan. Cioè la libertà di espressione è assolutamente garantita in ogni momento. Ma dov'è che esiste uno che va a dire io penso che la mamma e il papà sia giusto che ci siano, come la penso anch'io? E qualcuno mi può denunciare per questo? Certo. Ma veramente? Ma assolutamente, avvocato. Ma non esiste al mondo sta roba. Non esiste al mondo. Comunque l'interpretazione, la legge va interpretata... Allora, articolo 4, così almeno chiacchieriamo con l'amico a casa che giustamente ci solleva un dubbio. È proprio qui, e la ringrazio anche della domanda, dove risiede il vero vulnus, il vero problema. Difatti, purché non idonei a determinare il concreto pericolo per il compimento di atti di discriminazioni violenti. Ciò comporta che se io parlo e dico qualcosa che cede leggermente, io voglio potermi esprimere e poter dire che a me non piace quello con i capelli biondi o i capelli mori, un altro che magari ha delle abitudini differenti dalle mie. Per quanto io non voglia bloccarlo, per quanto io pretendo che i diritti di quella persona, e quindi quello che dice il signor del PD è falso, che i diritti della persona siano totalmente liberi. Se uno è omosessuale,
Se uno è di colore, se uno è di un'altra religione, ben venga, il mondo è bello perché vario, ognuno fa quello che vuole, ok? È la possibilità di potermi esprimere che è messa in discussione. In questo caso, col DDL Zan, si forma il reato di opinione, ok? Ed è per questo che possono proibirti di scrivere un libro che differisce da ciò che dice il mainstream. Poi non è detto che io condivida sia ciò che è scritto da una parte o dall'altra, però è chiaro che non c'è la possibilità di potersi esprimere, per cui rileggendo il punto numero 4 è purché non creino concreto pericolo del compimento di atti discriminatori, cioè qualche cosa che discrimini l'altro. No, chiaro. Senza potermi esprimere liberamente. E per quello io chiedo anche al signore, l'onorevole Roger, scusi, che se ci può dare una interpretazione dell'articolo 4 in modo allora adesso lo chiediamo, sentiamo ottima l'osservazione, la sua esperienza di one man talk show, quindi insomma viene fuori. Telefonata da casa, pronto, chi parla? Pronto? Sì, chi parla? Sono Paola, parlo da Mestre. Sì, prego. Volevo dire, e sono una signora anche di una certa età, ho appena iniziato ad ascoltarvi. Dunque, sì. Io sono contraria all'utero in affitto, no? Perché penso che non si può sfruttare la donna in determinate situazioni. E consiglio agli esponenti del PD, in questa situazione in cui ci troviamo, lo dica pure il suo partito, i pensionati, specialmente quelli minimi alla fame, i lavoratori senza lavoro, i lavoratori che muoiono sul posto di lavoro e loro si danno tanto da fare a tirare fuori queste cose. Pensi bene il PD a cosa sta proponendo ai cittadini italiani che sono chiusi in casa da un anno. Vi saluto e buonasera. Grazie signora Paola. Volevo sentire l'avvocato Munari su questa riflessione che abbiamo fatto, articolo 1, 4, 7. Certo, allora innanzitutto bisognerebbe dare un taglio tecnico-giuridico al ZAN. Concordo con i colleghi che mi hanno preceduto circa alle problematiche relative all'articolo 4 e a quella locuzione purché non idonee. Perché se è vero che quell'articolo 4 ti dice viene lasciata la libertà di espressione massima in tutti i settori, purché non idonee. Allora, è proprio su quel termine lì che si può creare, ci possono creare diverse problematiche, perché innanzitutto chi è che mi dice che cosa e che cosa non è idoneo? Cioè è l'idoneità a cosa? Ad offendere? Quindi già questo è un termine che dovrebbe essere, a mio avviso, modificato. Ovviamente cambiata la legge, ma nel caso in cui venga anche tenuta per buona questa legge dovrebbe essere modificato sicuramente la locuzione della norma. La norma perché è stata fatta? Perché ad Zanna e tutta una serie di onorevoli del PD che hanno sottoscritto il disegno di legge vi è un gravissimo pericolo di discriminazione in Italia. Allora io ricordo, ma lo ricordo a me stesso perché sicuramente gli illustri in collegamento lo sapranno, ma c'è in realtà già una legge, che è la legge Mancino del 93, che prevede un bambino che sente che bisogna semplificare le leggi, bisogna farne meno, perché l'Italia è il paese al mondo che ha più leggi e non riusciamo a venirne fuori tra i testi unici, tra le leggi, tra i codici, e il collega qua me lo può confermare perché noi non riusciamo a capacitarci di quante leggi ci possono essere nel panorama italiano, cioè una legge per qualsiasi cosa. Invece di semplificarle noi andiamo a rendere ancora più farraginoso il panorama normativo nazionale. Bastava semplificare, modificare, la legge Mancino andando ad inserire atti discriminatori anche per la sessualità, che comunque sono già coperti dalla legge Mancino. Quindi volevano il contentino, perché a me pare, e condivido con l'ultima telefonata della signora, l'Italia ha dei problemi enormi. Nella gerarchia dei problemi, il problema della discriminazione, in Italia, stiamo parlando di Italia perché la legge è italiana, non è una legge che va in altri stati, penso sia, non dico l'ultimo,
ma uno degli ultimi, perché ad oggi ci sono problemi molto più gravi che dovrebbero essere affrontati. E se il PD e gli amici di sinistra li affrontassero altri problemi con la stessa enfasi con il quale stanno affrontando il problema della discriminazione, che è un non problema, forse l'Italia non sarebbe in questa crisi storica. Ecco, bene, allora, onorevole, adesso lanciamo un piccolo stacchetto pubblicitario, poi magari se ha piacere mi attendo un suo commento sull'articolo 4, la sua interpretazione. Rimanga pure collegato qualche secondo e poi naturalmente continueremo con l'onorevole De Menec. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Eccoci qua di nuovo in diretta, sono le 21:52 insieme alle Persone TV, un nuovo modo di concepire l'informazione, un canale solo social, simile in tutto e per tutto a un canale televisivo di informazione. Il Sestante, la nostra testata giornalistica, gli articoli quotidiani, l'opinione, che mi concedo 5 minuti al giorno per dire finalmente la mia senza problemi e senza censure, e ovviamente il nostro pezzo forte, il talk show del mercoledì. Mettete mi piace a Insieme Idee Persone TV che trovate su Facebook e su YouTube. Bene, ricordiamo da casa 049 63 11 11 per chi volesse dire la sua. In questo caso onorevole ha avuto l'indiscutibile vantaggio di potersi, mi passi il termine ironicamente, preparare sull'articolo 4. Può dire cosa ne pensa? Più che preparare sull'articolo 4 io lo leggerei, perché prima, almeno per quello che sono riuscito a capire, i vostri ospiti hanno letto solo la seconda parte. L'articolo 4 si intitola Pluralismo delle idee e libertà delle scelte. Al fine della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti ed opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, virgola, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Quindi la libera espressione democratica, tranquilla, che non provoca ovviamente atti violenti o discriminatori, è consentita. Quindi ho sentito l'intervento anche del cittadino che ha telefonato in precedenza e sono convinto, insomma, che se uno lo legge, lasciatemi, perché sono già in difficoltà per il collegamento, quindi se mi lasciate esprimere poi io lo faccio parlare tutti. Quindi io proprio leggendolo credo leggere le cose per fare una corretta informazione è la cosa migliore. Io l'ho letto l'articolo 4, che è esattamente questo. Dopodiché, se attorno a questo vogliamo costruire, come dicevo, propaganda, politica, a senso unico, per l'amor di Dio, è facoltà di
siamo in una società in cui la libera espressione è sempre consentita, però non mi sembra corretto di distorcere il significato, contorgere insomma il significato di una norma che è chiarissima fin dal titolo voglio dirlo. Quindi quando prendiamo pezzi di norma leggiamolo tutto l'articolo, non leggiamo solo il pezzo che interessa per mettere il dubbio. I dubbi qui non ce ne sono. È chiaro che se una libera espressione comporta poi il fatto che si scatenino atti violenti, allora qui dobbiamo metterci d'accordo se in una società democratica questa cosa la possiamo consentire oppure no. Questo è il tema, è il fulcro di tutto. C'è una visione che dice che è tutto consentito e quindi per esprimere le mie idee posso anche scatenare violenza. Noi non siamo da quella parte là, per noi la violenza va sempre respinta assolutamente e va sempre punita in tutti i campi della società, in tutti i campi della società. La violenza non è ammessa, né quella fisica né quella, come dicevo, di discriminazione verbale. Per fare questo. Forte, probabilmente questo è politico. E serve il DDL Zan per giriamo telefonata alla casa perché vedo che c'è una telefonata. Pronto, chi parla? Sì, buonasera, parla Italo e ti chiamo da Padova. Sì. Io, dato l'argomento, mi verrebbe quasi da chiedermi, essendo io un cattolico praticante, se ho ancora la possibilità di citare brevissimamente alcuni testi della Sacra Scrittura. Sarò velocissimo, anche se però guardi che l'argomento sarebbe di una vastità impressionante. In Matteo 19 Gesù dice: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina? Paolo 1 Corinto, al capitolo 15 dice: il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Paolo sempre nei Romani, capitolo 1 dice: il Dio, lasciando che si dessero in braccio ai perversi desideri dei loro cuori, li ha abbandonati all'impurità, di modo che da se stessi disonorano i propri corpi. Ripeto, io mi sono limitato delle battute perché guardi che l'argomento sarebbe vastissimo. E sto facendo una riflessione. Mi fa molto piacere che Paolo di Tarso, per quello che ha detto, e potete andarvi a leggere, lo lettera ai Romani, no? Sia morto 2000 anni fa, che così non è perseguibile, capite? Siamo all'anacronismo, siamo all'assurdo. Cioè, voglio dire, qui ci sono dei testi sacri che parlano chiaramente e io mi vanto di essere credente e cattolico e non posso accettare certe cose. Poi, per carità, ci sono delle persone che la pensano diversamente per me, ma voglio dire, Paolo di Tarso cosa facciamo? Lo facciamo risuscitare per dargli l'ergastolo? Non riesco a capire certi ragionamenti. Benissimo. Chi è che ha mai pensato male su degli omosessuali, dei problemi delle persone? Anzi, le persone casomai vanno incoraggiate, vanno aiutate, vanno assecondate, ma qui stiamo passando il codice penale perché uno esprime un concetto religioso, ma siamo alla follia pura, per me, chi ve lo posso dire, io non voglio offendere nessuno, però per me siamo alla follia pura. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie di questo intervento. Ecco, questi sono gli interventi che magari vi chiedo di fare, cioè, dite la vostra idea perché è utile proprio per il confronto. Il telespettatore ha riportato una delle tante fattispecie di cui si discuteva prima che potrebbero venire a crearsi, no? Cioè la lettura delle Sacre Scritture, per esempio, e non c'è né istigazione all'odio né incitamento alla violenza, non c'è nulla, però un giudice con la legge Zan approvata potrebbe stabilire che diffondendo quel tipo di idee c'è il pericolo concreto che qualcuno si senta legittimato ad utilizzare violenza contro qualcun altro. Può succedere questo ed è questo che è allucinante, questo è il problema grave dell'articolo 4, perché se nella prima parte dice che è fatto salvo la libertà di espressione, ma nella seconda dice purché non si generi il pericolo concreto di attivare dei processi discriminatori, a quel punto un giudice può interpretare in maniera estensiva a suo piacimento quel tipo di paragrafo della legge e può uscire fuori di tutto. Siamo tutti contrari alle violenze che sono già punite dall'ordinamento italiano, sono già punite con delle aggravanti le discriminazioni se su base etnica, religiosa
oppure per via dell'orientamento sessuale, sono già previste delle aggravanti. La legge Mancino di cui parlavamo prima, che è stata una delle prime leggi che ha punito i reati di opinione, e anche lì si sono aperti dei problemi con la legge Mancino dal punto di vista di diritto che non sono stati notevoli, anche perché la legge Mancino viene applicata spesso soltanto in determinati casi, poi in altri invece la legge Mancino non viene nemmeno menzionata, se magari è qualcuno di sinistra che discrimina qualcuno di destra, in quei casi la legge Mancino non si applica, e il DDL Zan va a fondamentalmente dare un contentino dal punto di vista politico a una determinata area. Questo vogliono fare, e vogliono utilizzare appunto la legge italiana per fare questo tipo di operazione che non tutelerà maggiormente nessuno, però rischierà di mettere un bavaglio a tante altre persone che magari vogliono esprimere legittimamente le loro opinioni. Quindi lei dice, senza fomentare odio, senza alimentare discriminazioni, senza istigare alla violenza, cosa che tutti condanniamo. Ma la legge Zan, nel caso in cui dovesse essere approvata, non apporterà alcuna tutela in più ai soggetti che dice di voler tutelare. Quindi facciamo un'ipotesi. Si creerà il caos dal punto di vista sia normativo, ma anche poi nella pratica, come gli esempi fatti prima sulla questione dell'identità sessuale. Ci sono due lavoratori che ambiscono ad una poltrona, una carriera, una donna e una persona che magari ha una tendenza sessuale diversa, e quella persona potrebbe dire: tu mi stai discriminando perché non mi stai dando quel posto di lavoro che spetta a me, e si potrebbe aprire anche un caso del genere. Vediamo la telefonata da casa. Pronto, chi parla? Sì, buonasera direttore, sono Sebastiano d'Abano. Sebastiano, guardi che se non avesse chiamato l'avrei chiamata io, no, non conosco il suo numero, però grazie, no, grazie. Grazie a lei. Dica. Io sono del parere, ognuno della propria vita può fare quello che vuole, un uomo può vivere con un uomo, una donna può vivere con una donna, anche se io sono del parere, benissimo, vuoi fare tutto quello che vuoi, però non puoi pretendere di adottare bambini. Se hai scelto di amare un uomo, di amare una donna, non puoi pretendere di avere dei bambini. Puoi fare quello che vuoi della tua vita, ma certamente un bambino che tu dai o a due donne o a due uomini, che bambino può crescere? Dice, ma qual è il papà e qual è la mamma? La natura è madre, femmina e donna, stop, non possono pretendere di avere bambini in adozione, anche no. E poi naturalmente con tutti i problemi che abbiamo in questo mondo, per il momento si poteva fare anche più avanti di risolvere questi problemi, perché ci sono problemi ancora più gravi. Ricordiamoci che adesso scade il blocco dei licenziamenti e il governo non ne sa più parlare. Benissimo, grazie. E mezzo. Grazie. Buonasera. Grazie della riflessione. Roger De Menech, onorevole, vuole rispondere lei all'intervento dell'ospite telefonico? Sì, anche qui noi in questa legge qui non parliamo di utero in affitto, non parliamo di gestione dei figli di coppie omosessuali, eccetera, eccetera. Non facciamo confusione. Questa legge non si occupa di quel tipo di situazioni, per essere molto chiari, perché altrimenti qui non ci capiamo. Noi partiamo da una legge che è molto chiara e si occupa invece delle discriminazioni, e attenzione, non soltanto quelle sessuali, ma non so se sulla trasmissione l'avete detto, ma anche quelle che riguardano la disabilità, che è un altro campo che ci interessa difendere. Quindi anche per dare una corretta informazione della legge, non si occupa solo dell'orientamento sessuale, si dice, ma si occupa anche di proteggere le discriminazioni violente o verbali nel campo della disabilità. Su questo, ripeto, non vedo neanche la necessità di contrapporre politicamente una e l'altra funzione, perché io respingo al mittente quello che ho sentito prima, nel senso che se affrontiamo, come dicevo, questo tema sul fronte della garanzia dei diritti a tutti i cittadini italiani, sul fronte di cercare di evitare gli episodi di violenza, tutti i giorni leggiamo nei giornali, vediamo violenza verbale, soprattutto oggi che siamo dentro l'era dei social, sappiamo cosa succede nei social. Ecco, io credo che se noi affrontiamo il tema con grande tranquillità, con una visione un po' più ampia rispetto
anche considerando, ripeto, categorie da proteggere, come sono quelle legate alla disabilità, ripeto, che sono ricomprese nelle caratteristiche di questa norma, portiamo l'oggetto del contendere nel dime, perché altrimenti parliamo di tutto, ma non diciamo quello che è scritto nella legge, che è esattamente questo. Io prima vi dicevo, ho fatto un esercizio di verità, perché ho letto l'articolo, tutto il resto sono interpretazioni che ho sentito. Nessuna di queste è un'interpretazione così, nel senso che fondata sul diritto, nel senso che qui stiamo facendo il processo alle elezioni, questa è la verità, perché è molto semplice. Sentiamo una telefonata da casa, onorevole, altrimenti purtroppo la perdiamo. Pronto, chi parla? Sì, pronto, buonasera, sono Giuseppe Lorusso da Verona. Sì, prego. Buonasera, allora sempre io ho ascoltato appunto i vostri interventi, sembra veramente che le cose siano un po' campate in aria. A me dà l'impressione che la legge Zan qui non sia stata letta dai vostri interlocutori di prima, non l'hanno letta la legge Zan. La legge Zan non interviene assolutamente sulle opinioni. Uno è libero di esprimere le proprie opinioni. Un conto è esprimere, ma non rida. Un conto è ride, la mamma ha fatto i gnocchi. Un conto è invece intervenire dove c'è discriminazione sessuale, dove c'è, nessuno interverrà, dove c'è discriminazione sessuale, dove c'è aggressione sessuale. Allora, se io vado al supermercato e passo davanti a tutti nella fila e qualcuno mi dice sei un deficiente, sei passato davanti alla fila, mi sta insultando, giusto? Mi sta insultando, ma è un insulto a me stesso per quello che ho fatto. Non vengo insultato perché sono gay o perché sono omosessuale o perché sono lesbica in questo senso. Non vengo insultato per quello. Se venissi insultato per quello sarebbe molto grave. Questa è un'aggravante. Questa è un'aggravante. Se lo capite bene. Ma già c'è nell'ordinamento. Già c'è la legge Mancino. Ah, signore. Va bene, grazie Giuseppe Lorusso. Il tempo è tiranno, volevo sentire l'avvocato Munari. Ecco, la signora prima ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Oggi si parla di decreto, mi viene in mente sempre decreto, cioè disegno di legge Zan, però ha detto anche il nostro ospite Sebastiano, ormai fedelissimo insieme alle persone, però ci sono delle scadenze importanti, 1 milione si dice di persone che potrebbero essere licenziate, cartelle esattoriali che ripartiranno fra 20 giorni, perché a fine mese. Il turismo che non va perché comunque è bloccato, l'abbiamo sentito prima, la wedding plan Chiara che è ferma da 1 anno e mezzo, quindi ci sono delle gravità assolute che evidentemente non sono inerenti all'elettorato del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, perché se un imprenditore di un bar la vedo dura che possa votare il PD, però il problema c'è e quindi evidentemente la persona che quando va a fare la spesa, le testimonianze di cassiere dei supermercati mi dicono che c'è gente che va a fare la spesa con 10 euro dicendo ho solo questo, mi chiedo sempre cosa può pensare quando poi vede su certi giornali in prima pagina il decreto legge Zan deve essere approvato a tutti, il disegno legge Zan deve essere approvato a tutti i costi. Munari. Il problema di fondo è che il DDL Zan fa audience, perché tutti ne hanno parlato, il jet set nazionale, quindi uno sciame di artisti, cantanti, che neanche sanno magari di che anno è la nostra Costituzione, però si inventano paladini del diritto e paladini della giustizia e si segnano col pennarello sul palmo della mano DDL Zan per farsi un selfie su Instagram, su Facebook, per magari cercare di smuovere un po' i followers, che ormai sembra che sia tutto sui social. In realtà abbiamo ben visto che i problemi reali della gente sono altri. Problemi che però se dovessero essere affrontati sicuramente non portano un ritorno d'immagine, perché quello si tratta, ai partiti che la stanno sostenendo. E lei ha detto bene, direttore, abbiamo cartelle esattoriali che arriveranno come una valanga e io li leggo tutti i giorni i giornali, non mi sembra di aver letto tanti titoli in questi giorni. Lo sblocco dei licenziamenti che si avvicina o si avvicinerà, salvo proroghe ulteriori, e interi settori come l'amica di prima wedding planner che stanno facendo la fame. Ma al di là di questo, che stiamo parlando ancora di una parte di popolazione che forse ha i soldi per riuscire a mettere in tavola un pranzo o una cena, c'è una fascia silente di cittadinanza che quei soldini per mettere il pane e l'acqua in tavola neanche ce l'hanno.
abbiamo i numeri della Caritas che sono numeri estremamente gravi, però su quei problemi lì si rimanda perché non sono problemi immediati. Mi deve permettere però di fare una piccola divagazione su quanto detto dall'onorevole Domenech, perché l'abbiamo letto, l'abbiamo riletto e anche il collegamento a casa dice che noi non l'abbiamo letto il DDL Zan. In realtà l'abbiamo letto e come. Però invito, visto che comunque conoscono il DDL Zan a memoria ma non conoscono le leggi della Repubblica Italiana, che si vadano a leggere l'articolo 1 della legge Mancino, che dice che vi è una reclusione da 1 anno e 6 mesi, fino a 1 anno e 6 mesi, per chi propaganda idee fondate sulla superiorità. Quindi il discorso della disabilità che faceva l'onorevole del PD viene ampiamente superato da questa parola, fondate sulla superiorità, o sull'odio razziale e etnico. Al capo, secondo comma, reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi incita a commettere violenze o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Bastava fare una modifica normativa, si metteva una virgola dopo religiosi o basati sul sesso o sulla disabilità. Punto. La votava tutto il Parlamento all'unanimità, avevamo finito qualsiasi tipo di problema circa dobbiamo fare il DDL Zan, non dobbiamo farlo, è la legge migliore del mondo, è la legge peggiore del mondo. Cosa vogliono loro? Risolvere un problema oppure fare propaganda? Io opto per la seconda. O distogliere l'attenzione da quali sono perché se avessero in realtà voluto risolvere un problema avrebbero trovato un testo che andava bene per tutti senza limitare i diritti garantiti dalla nostra Carta Costituzionale e dal nostro panorama normativo nazionale, e invece hanno voluto fare mera propaganda politica, supportati da, ripeto, una fascia di popolazione che di norme giuridiche, di diritto non sa assolutamente nulla e che si lascia un po' colpire alla pancia da quello che gli dice l'attore, da quello che gli dice il personaggio dello spettacolo, che neanche sa di cosa sta parlando. E mentre ci si distrae su questo, viene approvato il recovery plan e il testo del recovery plan, che è il famoso piano di crescita e resilienza, e in Parlamento lo hanno visto 24 ore prima. E ci troviamo in una situazione dove il manovratore, proprio per via di queste distrazioni di massa date dal mainstream, è libero di fare quel che vuole. E sul recovery plan credo che ce ne sia da discutere, ce ne sia da parlare, perché guardate, per come è stato impostato il recovery plan da parte dell'Italia, noi siamo praticamente adesso con le mani legate fino al 2026. Questo che cosa significa? Ci troviamo in una situazione dove ci sono governi che si susseguono da 1 anno e mezzo che si attribuiscono poteri speciali, governi che sono usciti dalle alchimie di palazzo. Nel 2023, se questo esecutivo o altri esecutivi nati sempre da alchimie di palazzo dovessero cadere prima, oppure dovessimo arrivare fino al 2023, anche la maggioranza che uscirà dalle urne andrà a formare un governo che noi ci auguriamo sarà di centrodestra, ovviamente come Fratelli d'Italia questo è stato sempre il nostro obiettivo, avrà le mani legate dalle scelte assunte oggi all'interno del recovery plan. Perché spieghiamo in breve che cosa sta succedendo e cosa è successo. Finora sono 14 paesi membri dell'Unione Europea che hanno aderito al recovery plan. Di questi paesi solamente 2, l'Italia e la Grecia, hanno già praticamente fatto richiesta per la totalità dei fondi, sia quelli dei sussidi sia quelli dei prestiti, mentre gli altri paesi, per esempio la Spagna, nonostante abbia avviato un importante processo di riforme, ha chiesto finora solamente i soldi relativi ai sussidi, perché ha tempo fino al 2023 per poter chiedere anche quelli in prestito. Noi abbiamo fatto una sorta di all-in come paese e questo non è un bellissimo segnale, perché evidentemente abbiamo dato anche ai mercati la sensazione che non siamo in grado di portare avanti quelle riforme entro il 2023 con i sussidi che ci permetterebbero poi di accedere ai fondi in prestito, e li abbiamo chiesti subito, anche perché servivano soldi immediatamente, quindi chiedendo anche la quota di risorse attraverso il recovery plan di quelle in prestito, abbiamo avuto la possibilità di chiedere un anticipo del 13% sulla cifra totale entro il 2021, quindi parliamo di circa 25 miliardi al momento. Però questo ovviamente, con tutte le condizionalità previste anche da quei prestiti, ci lega le mani fino al 2026 e bisogna poi portare a termine quella serie di riforme, per esempio la riforma fiscale, che voglio vedere con una maggioranza eterogenea come questa, come fa a uscire una riforma fiscale con dei partiti che hanno un'impostazione totalmente diversa su dove andare per quanto riguarda la riforma del fisco. Quindi anche un'eventuale maggioranza che uscirà dalle urne nel 2023 si troverà fondamentalmente eterodiretta
e con il pilota automatico inserito da Draghi. E Draghi, l'obiettivo di Mario Draghi e il senso della chiamata di Mario Draghi è stato proprio questo. E mentre si sta praticamente ipotecando il futuro del nostro Paese e l'agibilità politica delle forze che poi dovranno andarla a guidare, magari legittimate dal voto finalmente, noi stiamo discutendo del DDL Zan. È questo il problema, è questa la gravità della situazione. Noi stiamo ipotecando il futuro e le scelte che legittimamente come nazione potremmo fare per quanto riguarda la nostra crescita economica e le nostre riforme e stiamo discutendo del DDL Zan. Basta! Ecco, su questa riflessione amara, perché comunque anche l'altra volta in trasmissione è venuta una persona da noi e ha detto se si faranno investimenti, invece io dico con il Recovery Fund, io dico invece ci saranno altri debiti che graveranno sulle nostre spalle e su quelle dei nostri figli. Fra pochissimo un piccolo stacchetto pubblicitario, non dimenticate 049 63 11 11. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Bene, eccoci di nuovo in diretta, 22:18, manca pochissimo. Ricordatevi, insieme alle persone TV, un nuovo modo di concepire l'informazione attraverso i social. Abbiamo creato questo canale
diciamo che è tutto per tutto un canale televisivo di informazione, quindi con la nostra testata a sé stante news, con i nostri format, il nostro pezzo forte, il talk show insieme alle persone. Mettete mi piace e condividete le nostre iniziative. Bene, tornando al discorso politico, ovviamente siamo in chiusura, facciamo un po' una riflessione. Avvocato Favini, ho una sorpresa per lei, da regia, mandiamo in onda il video, vediamo un po' se riusciamo a sorprendere l'avvocato Favini, vediamo un po' se, ecco qui, avvocato Favini, abbiamo creato questa, ecco le sue interviste, perché lei è riuscito a intervistare dei personaggi, ecco Doris vuole un po' raccontarci questa esperienza. Intanto grazie per la sorpresa, molto gradita, e per questo video, diciamo, che ricorda un po' il mio anno intero di lavoro. Io ho iniziato durante il lockdown, il primo, visto che eravamo tutti quanti un po' bloccati, non sapevamo bene come lavorare perché ci avevano legato le mani un po' a tutti, e ho iniziato a fare una serie di interviste molto interessanti e molto belle a un sacco di personaggi molto curiosi che avevano qualcosa da raccontare e da dire, sia sul Covid, sia sul periodo del lockdown, che questo è il sindaco di Bergamo, per esempio, Gori, sì, che ci ha raccontato di quello che è successo durante il primo lockdown, che c'erano tutte le bare, i camion militari. Poi c'è stato Crisanti, che l'ho avuto 2 volte, sia durante il primo lockdown che poi durante il secondo, quindi ci ha raccontato la prima esperienza e quindi del Covid e come hanno risolto. L'onorevole Cadia Polidori, che è venuta anche lei, che ovviamente ho avuto tipi anche di destra e di sinistra. Ho avuto anche Enrico Costa, che assieme anche a Nordio, che lo conosciamo tutti, che ha fatto proprio una citazione molto interessante all'interno di un webinar dove ha parlato del fatto che erano impugnabili i decreti perché erano privi di motivazione, quindi insomma nel merito, insomma, molto interessanti. Poi ho avuto comunque anche Coppi, che è noto avvocato. Esatto. Con Cattaneo è iniziata una collaborazione molto interessante, sono molto contento perché è una persona giovane che ha voglia di fare e con la quale faremo nuovi appuntamenti. E poi piano piano ho proseguito, è andato in un crescendo, sono andato anche con Luigi De Laurentiis, per cui abbiamo parlato di cinema essenzialmente, Bertolissi abbiamo parlato di Costituzione, quindi anche sempre sui decreti legge e tutto quanto. E poi abbiamo avuto Vito Bardi, ecco, tutti conosciamo Brugnaro perché per la zona, per il veneziano, che è molto simpatico, si è molto scaldato. Capuozzo è stato interessante perché ci ha raccontato del suo libro che aveva scritto durante il Covid, abbiamo parlato un po' anche di calcio, che come abbiamo visto appena adesso c'era Gianluca Di Marzio, ho avuto anche suo papà ed era molto interessante, piano piano anche la mia tecnologia è cresciuta, ho messo sfondi diversi, ho messo anche Tommaso Pozza, che è il milanese imbruttito per chi lo conosce, ho avuto Bertolaso in collaborazione con Confappi, con Spada, e poi una ciliegina, per me è stato fantastico, ho avuto l'occasione di poter parlare sia in privato più volte e anche in conferenza con Alessandro Benetton, che anche lui ci ha raccontato le sue esperienze durante il Covid, di 21 Invest, quindi della sua società, e di come sta reagendo il tessuto sociale e economico, per cui insomma io sono in continua crescita. Fra poco avrò anche per esempio Frangivento a Sfanè, che è questa nuova macchina, queste idee imprenditoriali di questi ragazzi che hanno creato una startup innovativa. E poi avrò altri onorevoli, altri parlamentari, avrò alcuni magistrati che ci parleranno del caso Palamara e ci parleranno, e anche un caso tributario, avrò il presidente dei giudici tributaristi italiani a livello nazionale, anche quello ci parlerà essenzialmente dell'attuale situazione del fisco. Bene, quindi questi argomenti che poi magari... ecco, seguitemi sulla mia pagina di Avvocato Luca Favini, non voglio fare concorrenza a Vincenzo perché Vincenzo è superabile, però seguite sulla mia pagina di Facebook Avvocato Luca Favini. Grazie. No, assolutamente no, anzi diciamo che Avvocato lei ha fatto bene, ho avuto anche molto piacere di fare questa sorpresa perché la cultura non deve essere egoista, quindi a me ha fatto molto piacere che lei, anzi mi fa molto piacere che lei abbia la possibilità di intervistare queste persone, perché queste conoscenze possano essere messe a conoscenza delle opinioni di questi grandi, perché lei in effetti ha intervistato personaggi. Cercheremo di portarli anche nella sua trasmissione. Va bene, quello volentierissimo. Volentieri, la cultura non deve avere limiti e quindi benvenga in bocca al lupo per le sue iniziative. Ecco, bene, torniamo quindi anche sul discorso, volevo farvi vedere 3 fotografie, facciamo vedere, regia, le 3 fotografie che ho preparato, perché meritano, vediamo un po' la prima, ecco qua, quindi qua vedete i commercianti riuniti, vi ricordate, un mesetto fa circa a Roma e presi a manganellate dalla polizia. Poi facciamo vedere
l'altra. Questo qua è l'ultimo assembramento di sabato, domenica di scorsa, tutti a parlare del decreto legge, io ovviamente disegno di legge Zan a Milano, vi ricordate, si vede chiaramente la porta di Milano, quindi più di 10.000 persone, tutti azzeccati, eccetera. E poi l'altra qua, ecco, la festa dell'Inter, tutti a Piazza Duomo amorevolmente, eccetera. Ecco, io, secondo i dettagli del Comitato Tecnico Scientifico, avremmo dovuto vedere dopo questi assembramenti migliaia di morti, 50.000 tutti ricoverati. A me non sembra, cioè, non lo so. Non c'è un innalzamento della curva. Non ho visto, cioè, io vedo... Se vi ricordate con Maradona a Napoli... quando è morto Maradona. Ci sono stati altri episodi. Però scusate, adesso... abbiamo meno malati oggi dell'anno scorso, nello stesso periodo, ma abbiamo leggi più severe. Però scusate una cosa, adesso è paradossale. Gli assembramenti in quel modo non vanno bene, lo sappiamo, perché ci sono comunque delle regole da rispettare. Certo. Però è assurdo che si permetta un assembramento del genere e poi si mantenga il coprifuoco, quando il CTS stesso ha detto che il coprifuoco non ha nessuna valenza dal punto di vista scientifico, è totalmente inutile, non fa altro che limitare la libertà di movimento delle persone e uccidere le attività in questo momento. Ma perché allora secondo lei Draghi ma questo è veramente qualcosa di incomprensibile. Perché mantengono il coprifuoco? Anche adesso avevano detto che nei prossimi giorni sarebbe stato allungato, cioè ridotto il coprifuoco, quindi ridotto l'orario del coprifuoco, e invece molto probabilmente rimarrà una misura inutile, liberticida, che veramente non ha alcun senso, rimarrà anche per le prossime settimane, e nessuno riesce a capire perché. Nessuno riesce a capire l'utilità di una misura veramente assurda, perché se io alle 11:30 di sera voglio prendere la mia macchina e andare a fare un giro da qualche parte, perché non posso farlo? Perché deve essere così contratta la mia libertà personale, la libertà di movimento, quando non vado a fare assembramenti, quando rispetto il distanziamento? Perché se io posso cenare all'aperto alle 9:30 mi devo alzare di corsa e devo andare via, perché alle 10:30 cosa succede? Alle 9:30 non c'è il virus, alle 10:30 improvvisamente arriva il virus a mezzanotte? È qualcosa di incomprensibile, una misura incomprensibile che sta creando solamente danni a chi deve lavorare, e chi già è messo nelle condizioni di poter lavorare solo con i tavoli all'aperto, gli viene messa anche questa ghigliottina. È allucinante. Vuoi sentire l'avvocato Munari su questo aspetto? Sì, assolutamente. Studi scientifici hanno dimostrato che anzi il coprifuoco raggruppa la gente, perché fino a quando ad esempio temperature permettendo la gente può mangiare all'aperto e ha 2 ore per mangiare, perché magari uno finisce di lavorare alle 7:30, va alle 8 fino alle 9:30 perché alle 10 deve essere a casa, quindi si deve raggruppare in 1 ora e mezza, cena, salutare gli amici e correre a casa. Ovvio che ampliare l'ora d'aria, che per gentile concessione di questo governo, insomma, mi sembra il minimo. I vaccini stanno aumentando, ad oggi il 29% della popolazione, pare di quasi 18 milioni, ha ricevuto una dose, il 13%, quindi quasi 8-9 milioni, ha ricevuto entrambe le dosi. I casi fortunatamente sono in diminuzione, quindi la curva è stata fermata, ecco. Quindi con queste 2 variabili noi abbiamo restrizioni molto più severe rispetto, come dicevano prima i colleghi, rispetto all'anno scorso. Ed ora che si dia fiducia agli italiani, che sono stati, ripeto, fin troppo bravi a rispettare scrupolosamente tutte le regole, e non solo bisogna ampliare le libertà perché è giusto dare libertà ai cittadini, ma perché è giusto far ripartire il tessuto economico. Facciamo il classico esempio, lo ripetiamo: il ristoratore, se fa un turno di servizio, non riesce neanche a pagare le spese e apre solo perché è disperato. Se gli si permette di lavorare magari in 2 turni di servizio, qualcosina magari riesce a mettere anche via. Situazione drammatica, speriamo, ci auguriamo che la prossima settimana questo coprifuoco venga quanto meno ampliato, almeno fino alle 11 o a mezzanotte, perché sono quelle 2 le ipotesi al vaglio del governo. Nell'attesa, speriamo, entro giugno, che venga immediatamente revocato. Continuerebbe a non avere senso. Sì, no, guardate il video, ecco, vi prego di mandare, regia, ti prego di mandare il video della campagna. Ecco, ho recuperato il video della campagna vaccinale dell'autunno-inverno 2019 nella regione Veneto. Ascoltate bene le parole di questo video della regione Veneto, sono molto 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 chiare.
riflettiamoci, mandiamolo in onda. Questo inverno c'è qualcosa che ti protegge di più. È il vaccino contro l'influenza, che per le persone dai 65 anni, le donne in gravidanza, i soggetti affetti da patologie croniche e per alcune categorie di lavoratori è raccomandato e gratuito. Questo inverno mettiti al riparo, fatti proteggere dal vaccino anti-influenzale, parlane con il tuo medico di famiglia. Proteggi chi ami, vaccinati contro l'influenza. Ecco, questo ve l'ho preso apposta, quindi persone oltre i 65 anni, donne in gravidanza, persone affette da patologie croniche, alcune categorie di lavoratori diciamo a rischio, quindi erano queste le categorie che dovevano essere vaccinate, come in tutte le influenze normali, non i bambini di 5 anni, 7 anni, 10 anni. Ecco, io saluto Chiara Fraccaro, wedding planner, che ci ha deliziato con la sua speranza di poter riaprire l'attività di matrimoni completamente bloccata da 2 anni, ricordiamo. Vincenzo Forte, membro dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia Vicenza. Grazie, buonasera a tutti. L'avvocato Pierfrancesco Munari, capogruppo Lega Cavarzere Venezia, vicepresidente ASM SPA. Un saluto a tutti. L'avvocato Luca Favini, studio legale Ghedini Longo, Padova, con la quale insomma, fra l'altro abbiamo visto le sue performance. Grazie ancora Vincenzo e un saluto a tutti gli amici a casa. E da ultimo, ma non per ultimo, l'onorevole Roger Demenec del Partito Democratico, che voglio ringraziare sentitamente perché so che è in viaggio e quindi veramente la ringrazio per la sua disponibilità. Peccato l'audio, qualche interruzione, però veramente grazie della sua disponibilità, onorevole. Bene, che dire, insieme alle persone c'è sempre, continuate a telefonare, continuate a vederci. Domani gli spezzoni degli interventi dei nostri ospiti e ovviamente noi non mai la guardia, si va sempre avanti a dare informazioni, a cercare di darvi elementi, perché chissà, la mia speranza, possiate vedere dopo la nostra trasmissione le cose da un altro punto di vista. Alla prossima.